Io credo, Luca, che tu sia un appassionato delle canzoni di Madonna, o ricordo male? Assolutamente ricordo malissimo. Mi piace la musica italiana. Ah, ti piace la musica italiana. Bene. Senti Luca, oggi stiamo parlando di abiti di carnevale. Tu eri uno di quelli che amavi travestirti durante il periodo del carnevale, però soltanto, per carità, non... No, neanche da non bambino. tanto. Non ricordi un vestito in particolare che da ti ha militare lasciato? una volta. Ti sei vestito da militare. Bene. Abbiamo una telefonata in onda, pronto? Oh, signora Nunzia! Buongiorno! Posso approfittare che ci vedi l'effetto dei palloni? Casualmente, che già la scorsa settimana lei ha fatto un po' la brillante con il nostro amico. Vabbè, comunque. Volevo parlare con questo signore, ti trovo presente? Sì, è qui, è a mio buonasera. fianco, Buon pomeriggio a lei e tutta la sonanza. Lei si chiama Allegra, mi pare, no? A me mi piace. Esatto, sì. La gente allegra mi è piaciuto sempre. Sì. Però io ci Dio volevo l'aiuta. chiedere, scusi, lei perché non viene a seguire anche la nostra squadra di calcio, no? Si chiama la San Giorgese. Ah, Noi interessante. giochiamo a San Giorgio in un campo abusivo. Abbiamo il nostro campionato. Lei conosce la nostra formazione? Non benissimo, mi può ragguagliare. Infatti, intanto abbiamo la nostra forza sono i due portieri. Esatto. Uno si chiama Buffoni, così quando ci sono i gol che giochiamo fuori casa, io non si offende, capito? Anzi. Per cui non mette di considerazione. Esatto. E poi soprattutto il secondo portiere che si chiama Franco Fedivivo, che siccome Mischino insomma è la maglia della squadra, diciamo la bandiera della squadra, no? Lui non ha mai cambiato maglia, nel senso che è sempre chita. È un problema perché lo teniamo lontano, perché non può stare anche in banchina, no? Però quando già se l'attaccante tirano fuori aria perché non può usare l'insana, una cosa. Poi ci abbiamo invece Cannavazzo in difesa, e ora stiamo contattando i gemelli filippini, li conosci? Beh sì, certo, Antonio ed Emanuele. No, sono tu i figli d'ora che fai i polizi non c'è. a casa razza filippina a chiacchierona. Non avevo colto. Sono filippini, sono Avevo confuso. E poi stiamo comprando anche, abbiamo comprato già perché hanno giocato la scorsa settimana, abbiamo comprato anche due fratelli siamesi, che sono incucchiati alla spada, no? Sono due fratelli siamesi, incucchiati. Come fanno a giocare? No, la cosa bella è che possono giocare, solo che l'altra volta uno fece un fallo, l'arbitro lo voleva espellere, si arbitro che faceva, mi scucchiamo, non è che può nascere uno all'auto destra, scusi. Ma che squadra è, signora? Ma che squadra è? Poi ci abbiamo a Filippo e Melo, li conosce Filippo e Melo? Beh sì, insomma. No, Filippo e Melo che non è quello della Juventus. Ah, non è quel, pensavo. Sono due fratelli cutti su Donane, che con uno sopra l'altro, e quindi possono giocare assieme. E poi ora abbiamo Don Piero, Sì. Don Piero che è un barrino. È un barrino abusivo però. Anche lui è tutto non lo dica, signora, ogni volta io devo riprenderla Era su uno questa che cosa. si è occupato, no? Per non fare un delinquente, ho cominciato a fare un chiarichino, piano piano si è portato avanti, ora c'è una chiesa sua. Ha fatto carriera. Ha fatto carriera, certo. E poi abbiamo anche lo straniero, Terremoto che è giapponese, sì, ma sai perché è un terremoto per davvero. Senta, lei che cosa mi consiglia? Che faccio? Faccio provare, ci faccio sistemare una cabina, lei viene a fare la radiocronaca, la telecronaca. non va bene? volentieri. Ma perché noi saremmo contenti che lei poi ci fa un programma, la San Giorgese Calcio, se lei è d'accordo. Poi un'altra domanda ci volevo fare, se lei sempre se può rispondere, giusto? Lei chi è scritto? E in che senso? Ha iniziato. Libero, non fidanzato. È fidanzato, Beh, sono fidanzato, sì. È fidanzato? Sì, signore, è fidanzato, mi spiace. Questa è una mala notizia. Signor, ma io infatti lo scopo finale della sua telefonata l'avevo un po' intuito. No, cominciamo male Questa settimana comincia male per lei. È lei. fidanzato seriamente, lei è Beh, seriamente? sì, abbastanza, insomma. No, abbastanza. Scusa, è sicuro lei? Scusi, la terza volta me lo chiede. Ma io sono una ragazza, diciamo, all'antica, se lei ci piace le donne all'antica, sono una che so cucinare, niente. Ali sta proponendo. Mi sto procedendo, io sono schietta, qui per 44 questo. anni, Certo, è un po' grande per i miei gusti. perché lei è giovane? No, per i miei gusti, sì, insomma, ne ho adesso 34. Quando andava lei? 34, 34. scusa. È un po' grande. Volevo fare niente, ma perché mi piace la gente allegra, sai? Perché io sono allegra anch'io. Sono Lei contento. non può fare niente, va bene. Niente. Comunque, andando se lei viene per questa partita, vedremo che noi giochiamo domenica prossima, giochiamo io 9 meno un quarto di mattina però. Ah, un po' E presto. per forza, perché siccome è abusivo il campionato, capisci? Dobbiamo giocare prima che arrivino i vigili urbani, capito? certo. E poi ci fanno staccare. Per cui se lei può venire, anche perché c'è uno che vuole fare la telecronaca, si chiama Melo Legacani. Sì. Melo Legacani. Perché si chiama così? Così, perché lo chiamano Melo Attaccacane, però in realtà si chiama Melo Legacani. Lega cani? Sì, che vuole fare lui? A me non mi piace. Non è fa adattissimo, baleno, diciamo, No, la lingua, lei invece parla bene, è simpatico. Non può fare niente. No, vedremo, insomma, mi potrà
potrebbe far piacere. un quarto? No, almeno un po' presto. Ci facciamo colazione insieme, così ci conosciamo, anche certo. Tu sai che lei non cambia idea. Va bene, io adesso l'ascolto, mezzogiorno e mezza? Sì, mezzogiorno e mezza, grazie. Radio Catania, sì. La ringrazio. A lei. Una buona giornata. A lei, buona giornata. Questo giovanotto. Sì, signora, però mi sa tanto che non ci esce niente, mi creda. Mi sembra un po' inespugnabile. Mi hanno detto una cosa, io famoso, non so chi si sente. Sì. Mi hanno detto che è uno che fa palestra, è palessato. Dice che sei uno che fa palestra. Che fa? No, signora, ma per carità. Numero uno lei, No, signora, no. Vabbè. Mi è scappato, signora, mi scusi, signora. Comunque sì, è palestrato, un bel fisico. Anche se devo dire, tanto lui non ci ascolta, è da qualche tempo che non si sta allenando come prima. E va bene, poi ci faccio picchiare io un poco di... Ha un problema al braccio, capito? Quindi vabbè, si allena poco. Che tutto il resto è sano, no? Esatto. L'importante è che funziona tutto il resto. Aspetti. Tutto il resto è sano. Sì, assolutamente. Tutto il resto è sano, signora. Tutto ok. Se la possiamo dedicare una canzone? Sì, perché no? Dica niente, così faccia finta che è un'ascoltatrice Nenzi, ci mettesse Nenzi. Sì. Che dedica questa canzone a signora Allegra. Va bene. Va bene, ci mettesse una canzone allegra però. Guardi, la chiamo proprio, ho scelto una canzone idonea per lei, Miss Independent, così lui independent, così lui capisce che lei è un po' indipendente. Ecco, bravo, mi piace questa idea. La ringrazio, signor Fabio, se vai in porto questo matrimonio, a lei ci posso fare un testimone, ci posso fare i primi 3 figli. Va bene, signora, la ringrazio, ma ne posso anche fare a meno. Grazie lo stesso. Arrivederla, buona giornata.